Il volto noir del Veneto, più semplicemente l'Halloween de noi altri. Di sicuro una rassegna che ha pochi concorrenti in giro per il mondo, come quantità e varietà dell'offerta di spettacoli. Ben 251 da metà ottobre a fine novembre in tutte e 7 le province venete. Ed è pure il quinto anno che la rassegna Spettacoli di Mistero si ripete, finora trascinando più di 330.000 spettatori. Noi valorizziamo il nostro territorio attraverso forme di spettacolo diffuse e lo facciamo promuovendo e proponendo storie vere del territorio, e questo contribuisce a creare interesse e adesione sulle persone che il territorio lo vivono, perché riconoscono le loro storie. Ne scopriamo di nuove, il festival è comunque produttore di cultura, così si è rivelato negli ultimi 4 anni. Un mistero per i profani è anche capire come un cartellone così complesso, che vale di costi almeno 800.000 euro, in realtà possa venire realizzato grazie a un investimento della regione Veneto decisamente inferiore. Con un contributo di 100.000 euro all'anno fare poi 250 spettacoli, quindi un qualcosa che viene moltiplicato per 7, credo che sia un ottimo investimento per questa regione. Quei 100.000 euro strappati con forza dai tagli di bilancio sono il volano che mette in moto la grande forza delle Proloco Venete, più di 5.000 volontari che nei loro paesi consentono la messa in scena di rappresentazioni teatrali, incontri, dibattiti, visite di luoghi appunto misteriosi. La volontà di riscoprire, di farlo conoscere, di viverlo anche in questi aspetti così particolari delle leggende, dei misteri di cui il Veneto è tanto ricco. La quinta edizione coinvolge maggiormente le scuole e i veneti sparsi per il mondo con 2 appositi concorsi, e per stimolare anche il turismo interno da una provincia all'altra le Proloco hanno promosso una speciale offerta per i fine settimana del mistero, grazie a cui con 38 euro si può pernottare e fare la prima colazione nelle varie località interessate dagli spettacoli. È importantissimo che venga trasformato questo patrimonio, tutto questo archivio di valori in turismo. Questo noi stiamo cercando di promuovere, perché mentre cala l'industria, mentre calano tante fonti economiche, il turismo, soprattutto quello del territorio, cresce.